Andiamo adesso a San Donà di Piave per l'ultima giornata delle Fiere del Rosario. Solo ieri sono state migliaia le persone che hanno partecipato all'evento con un flusso continuo nei padiglioni. Ascom fa sapere che tra sabato e domenica è stata superata quota 82.000 presenze ufficiali. La manifestazione proseguirà fino alle 21 con l'esposizione ad ingresso gratuito. I visitatori hanno apprezzato in particolare l'Arena Shop Cooking con degustazioni organizzate dall'Ente Bilaterale del Turismo di Venezia con gli allievi dell'Istituto Cornaro. Ma sentiamo l'intervista al sindaco Andrea Cereser. Grande chiusura per la Fiera del Rosario in questo lunedì, diciamo di sagra, che in realtà è anche economia e anche enogastronomia. Con la complicità del buon tempo di questa giornata arriveremo anche a superare i 300.000 visitatori che abbiamo avuto lo scorso anno, ma soprattutto, ed è un dato a cui tenevo molto, per la parte legata all'economia e quindi alla fiera campionaria, già oggi siamo oltre i 100.000 visitatori. È chiaro che tanti contatti significa anche tanti contratti e sono un po' il pane per le aziende che in questo momento stanno cercando di individuare nuove vie di uscita per una crisi che però, grazie anche a questa iniziativa, cerca di essere contrastata.